Un forte boato verso le 9:15 del mattino, avvertito dai residenti di Via dei Laghi. L'esplosione, le vetrate distrutte di un negozio di estetica sventrato, all'interno del quale si trovavano due persone, entrambe poi assistite dai sanitari del 118, ma che fortunatamente non hanno riportato ferite. Nell'esplosione sono state danneggiate anche le auto parcheggiate lì davanti. Nessuno era lì di passaggio sotto i portici in quel momento. I vigili del fuoco, intervenuti a seguito dell'esplosione causata da una probabile fuga di gas legata a dei lavori in un negozio limitrofo, lavori che, secondo le prime ricostruzioni in corso di accertamento fornite dalle squadre intervenute, avrebbero causato il taglio accidentale di alcune condutture, generando l'esplosione a un principio di incendio subito domato dai pompieri e la rottura delle vetrate del negozio di estetica immediatamente adiacente. Grande la paura di chi ha avvertito il frastuono ed è accorso sul posto. Abbiamo sentito questo botto, al quale poi si sono seguite appunto l'arrivo dei mezzi, come vedete, dei vigili del fuoco, e hanno cominciato a chiamare i vicini, soprattutto persone anziane molto preoccupate, e quello che vedete è il disastro qua dietro. Per fortuna, ribadisco, non ci sono feriti gravi, però io devo fare una cosa, devo ringraziare veramente con il cuore il pronto intervento dei vigili del fuoco che come sempre ci danno un supporto e un grande aiuto sul territorio. Le due attività sono state dichiarate inagibili. Sul posto, Transennato, su cui tra l'altro insistono diversi negozi, sono state impegnate durante la mattinata anche la Polizia di Stato e la Scientifica, lo Spisal, i tecnici comunali e la Polizia locale per i rilievi, per la ricostruzione delle cause e la gestione della situazione. Un'esplosione di questo tipo in una zona densamente abitata, in più con persone, attività economiche presenti, poteva veramente essere una tragedia. Va ovviamente approfondito con attenzione qual è stato l'innesco, qual è stata la ragione che ha portato a questa esplosione. Su questo stiamo attendendo i risultati delle verifiche.